Buonasera ragazzi, siamo arrivati alla quarta lezione sul business plan. Oggi finiamo col progetto imprenditoriale. Siamo all'ultimo step del progetto imprenditoriale. Ricordiamo gli step precedenti: business idea, descrizione dell'attività, analisi del mercato, quindi dell'ambiente esterno, e infine l'ultimo step, analisi dell'ambiente interno. Per ambiente interno che cosa intendiamo? Intendiamo l'ambiente interno all'azienda, cioè l'azienda stessa al suo interno, la sua organizzazione, le strategie che ha di comunicazione, le strategie di marketing, gli investimenti strutturali che possiede, come viene organizzata l'azienda a livello lavorativo, a livello di mansioni, e la descrizione anche delle normative di sicurezza dell'azienda che non deve mai mancare in un business plan. Diciamo che iniziamo dal primo step dell'analisi dell'ambiente interno, la descrizione delle strategie di comunicazione e marketing. Un'azienda ha delle strategie di comunicazione e marketing. Di solito per marketing si intende la comunicazione esterna, però il marketing e la comunicazione esistono anche all'interno dell'azienda. Noi sappiamo che addirittura la pubblicità e il marketing, ad esempio, vengono decise dal management aziendale, e vengono fatti anche investimenti rilevanti sul marketing. Perché? Perché l'investimento in marketing chiaramente riporta indietro dei ricavi maggiori dei costi sostenuti. Quindi diciamo sempre che il marketing e la pubblicità non sono mai soldi buttati per le aziende, o quasi mai buttati. Insomma, bisogna anche saper scegliere gli investimenti giusti. Diciamo quindi le strategie di comunicazione: prima di tutto bisogna saper comunicare anche con l'ambiente interno, quindi il management aziendale deve mandare anche le informazioni non solo all'esterno dell'azienda ma anche al proprio interno, cioè i lavoratori devono sapere le regole, gli orari, quello che devono fare, le mansioni, devono assolutamente conoscere con esattezza tutte le cose amministrative dell'azienda, cioè amministrative nel senso le cose che interessano ai lavoratori, ok? E qua ci deve essere un sistema informativo interno che di solito è fatto di circolari, come a scuola. A scuola all'interno la scuola comunica con gli insegnanti e con tutto il personale attraverso le circolari del preside. Le circolari vengono chiaramente prima studiate da qualcuno che, secondo la natura della circolare, l'argomento della circolare, ci sarà qualcuno chiaramente che le studia e poi le scrive, poi il preside dovrà firmarle. E la scuola va avanti con le circolari. Senza le circolari come faremmo? Dovremmo vederci tutti i giorni in aula magna 150 insegnanti per decidere che cosa fare. Grazie alle circolari noi sappiamo, ci arrivano le informazioni, le decisioni prese all'interno della scuola. Ma questo succede anche nelle aziende, in tutte le aziende di medie e grandi dimensioni. Lasciamo perdere le piccole aziende, perché se io ho un'azienda, una società in nome collettivo di 3 persone, chiaramente queste 3 persone le comando io, le dico direttamente io, le informazioni c'erano direttamente a voce da me, perché ci lavoro con loro. Nelle piccole aziende succede così, quindi parliamo di aziende medio-grandi. Poi abbiamo, insomma, oltre che questa comunicazione, abbiamo la descrizione della struttura organizzativa. È molto importante. Cosa vuol dire descrivere la struttura organizzativa? Vuol dire sapere come è organizzata l'azienda, cioè i dipendenti che ha, cosa devono fare i dipendenti, che ruolo hanno i dipendenti e quali sono le loro responsabilità. Tutte queste cose chiaramente devono essere programmate nel business plan. Chiaramente la programmazione è una programmazione
di massima. Sappiamo che, essendo una programmazione di eventi futuri, poi bisogna andare a vedere alla fine quali saranno gli obiettivi raggiunti. La programmazione si fa per obiettivi, poi se verranno raggiunti o meno, se saranno raggiunti in parte sì e in parte no, lo si vedrà solo in futuro, a conti fatti, come si dice. Quindi dicevamo che la descrizione quindi della, della struttura organizzativa aziendale verte soprattutto sulle regole che vigono all'interno dell'azienda. Ogni lavoratore, ognuno che lavora nell'azienda deve sapere esattamente quello che deve fare, deve essere iscritto da qualche parte quello che deve fare, quello che non deve fare, quello che si può permettere e quello che non si deve permettere, quali sono le sue mansioni, a che ora deve entrare e a che ora deve uscire. Qualsiasi azienda è così. Adesso voi che state ascoltando, magari qualcuno di voi ascoltando sta facendo un giochino al telefonino, vi conosco, mascherine, come siete, ma purtroppo non ci posso fare niente, lascio la questione alla vostra maturità, sperando che almeno in queste occasioni il cellulare che potete usare tranquillamente dopo che avete sentito questa lezione lo mollate. Detto questo, dicevo che la struttura organizzativa è importantissima all'interno dell'azienda, perché una buona organizzazione aziendale è sicuramente fautrice di ricavi, di cose positive e quindi di utili e di clientela, di target nuovo, cioè ci sono tante cose che dipendono dall'organizzazione. L'organizzazione non è tutto nell'azienda, ma è importantissima. E poi un'altra cosa del business plan importante è la descrizione degli investimenti, ma non tutti gli investimenti. Non è che io devo programmare nel business plan l'investimento che faccio comprando la carta igienica o comprando che cosa, le saponette o il bastone per lavare in terra nello straccio. No, gli investimenti che mi interessano nel business plan sono gli investimenti strutturali. Che cosa sono gli investimenti strutturali? Quegli investimenti propri della struttura aziendale, della specificità della tipologia aziendale. Quindi sono le mobilizzazioni dell'azienda. Ad esempio, se io voglio aprire un bar, io devo specificare gli investimenti strutturali che voglio fare, che sicuramente sono il locale, se lo voglio comprare o se voglio prenderlo in affitto. Poi all'interno del locale devo metterci l'arredamento, la mobilia, tavolini, sedie, bancone, devo comprare la macchina del caffè, devo comprare dei macchinari, devo comprare dei frigo, devo comprare delle vetrine, devo comprare un registratore di cassa, tutto quello che serve a un bar. Gli investimenti strutturali sono questi. Se poi c'è un ristorante, la stessa cosa. Un ristorante avrà i suoi investimenti strutturali, dovrò fare degli investimenti grossi nella cucina, e non solo nella cucina, anche nello smaltimento dell'aria della cucina, quindi bisogna fare in modo che sia aerato il locale, eccetera, eccetera. Ma tutto questo, gli investimenti strutturali sono assolutamente importanti, perché sono l'inizio. L'investimento è l'inizio. Io deciderò che investimenti mi servono, solo dopo che avrò deciso gli investimenti che mi servono potrò cercarmi i finanziamenti. I finanziamenti, chiaramente, vengono al servizio degli investimenti e non in contrario. Voi pensate che se non ho soldi come faccio a comprare? Quindi prima è l'investimento, prima è il finanziamento che viene, dopo il finanziamento viene l'investimento. Non è così, nell'economia non è così, nel business plan non è così. Prima tu pensi a cosa vuoi fare e che investimenti vuoi fare, poi pensi al modo di recuperare i finanziamenti che ti servono per quegli investimenti, e chiaramente i finanziamenti li recuperi dalle due fonti che noi conosciamo benissimo, che sono il capitale proprio e il capitale di terzi. Il capitale proprio non è altro che il capitale di rischio, i soldi che tu
hai messo e stai rischiando nell'azienda. Il capitale invece di terzi è rappresentato dai finanziamenti esterni e quindi corrispondono a dei debiti. Ma tutte queste cose le abbiamo fatte in quarta e dovreste saperle. Per chiudere sul progetto imprenditoriale bisogna parlare della normativa e applicazione della normativa sulla sicurezza. In ogni business plan ci deve essere come viene applicata la legge sulla sicurezza, le norme di sicurezza che vengono prese, il piano di sicurezza. Ricordiamoci che il business plan, ok, è chiamato piano di business per il business, l'apertura di un'azienda, ma all'interno del business plan esiste anche il marketing plan, che non sarebbe altro che la programmazione del marketing e anche la programmazione della sicurezza, quindi la security plan, che non è altro che programmare la sicurezza. Sto per chiudere, ma prima voglio rammentarvi una cosa molto importante: la differenza fra programmazione e previsione. C'è una differenza abissale, non fate l'errore all'esame sperando che ci sia l'esame, ragazzi, perché non si sa mai nella vita, tutte le certezze possono svanire in un secondo. Detto questo, parliamo un po' di questa differenza. La programmazione che cos'è? Io programmo quando? Programmo quando mi fisso un obiettivo e poi cerco di fissare anche le strade da percorrere per arrivare a quell'obiettivo. Io quindi, dopo aver fissato un obiettivo, cercherò delle strade che mi permettono di raggiungere quell'obiettivo. Queste strade sono comportamenti, sono finanziamenti, sono investimenti, sono modi di vivere, ok? La previsione è un'altra cosa. La previsione non ha obiettivi. La previsione si basa sull'esperienza, si basa su dati passati, su esperienze passate, quindi sulla logica si basa, però non si fa nulla perché poi quello che è stato previsto avvenga, mentre nella programmazione noi programmiamo, faremo di tutto perché gli obiettivi che abbiamo programmato vengano raggiunti. Nella previsione noi prevediamo senza fare nulla, senza poter fare nulla per cambiare gli eventi. Ad esempio, prevedo che stasera pioverà. Perché lo prevedo? Perché stamattina ci sono le nuvole nere e il bollettino mi ha detto che pioverà, quindi probabilmente piove. Quindi io prevedo che piova. Non faccio nulla per far piovere o non far piovere. Nella programmazione invece fisso l'obiettivo e faccio di tutto per raggiungerlo. Ok? Vi saluto ragazzi, alla prossima lezione, arrivederci.